ultima recita nel 2022 per Don Carlo Misilmeri e Parmonval. I biancorossi reduci dall'uscita di scena in Coppa Italia per mano dell'Acragas, ma anche dal ribaltone tecnico con l'esonero di Salvatore Eutro, squadra affidata a Gaetano Tomasino contro la Parmonval, imbottita di giovani anche al Giovanni Aloisio. Come in tutti gli altri campi, il minuto di raccoglimento per Sinisa Mihailovic. Un minuto molto sentito anche al Giovanni Aloisio, con la partita che inizia e sarà, come stiamo per vedere, un monologo della formazione biancorossa. Il film della gara inizia con neanche un minuto e mezzo, con il cross che stiamo per vedere di Concialdi, la sponda di Manfred per Federico Matera, che sblocca il risultato in neanche 100 secondi e subito cambia il parziale al Giovanni Aloisio in favore di una Don Carlo Misilmeri che gioca letteralmente sul velluto praticamente fin dal fischio d'inizio. E a breve vedremo un'altra situazione con la volée di Manfred, anzi di Pellegrino, con la palla che si perde alta sopra la traversa, ma è il preludio al gol del 2-0, la splendida punizione, un altro capolavoro da parte di Piero Concialdi, come contro il Marineo. La mette all'angolino dove Motta non può arrivare. Il gol del 2-0 dopo un poco più di 5 minuti. E Don Carlo Misilmeri che però insiste, continua ad attaccare, anche se qui sul giropalla che stiamo per vedere c'è l'ottimo break da parte di Molinini che brucia Possentino, si presenta a tu per tu con Marino, cerca di piazzarla col sinistro ma non trova la porta e non vissa il gol realizzato 7 giorni fa in casa contro l'Enna. Allora Piero Concialdi prova a scatenarsi, la palla per il tentativo incrociato che si perde sul fondo, occasionissima per il possibile 3-0 della Don Carlo, che insiste alla ricerca proprio della rete del 3-0. Qui Concialdi con la conclusione, Mancina che si perde a fil di palo. 3-0 a metà del primo tempo, ancora una marcatura multipla, ancora una doppietta in casa per un Concialdi scatenato. Don Carlo che poi insiste, minuto 24, con la palla per Fricano, il cui cross cerca compagni nel cuore dell'area, allontana momentaneamente la difesa della Parma, allontana però sui piedi di Riccardo Pellegrino che spara col sinistro, trova il 4-0 e trova un'altra gioia davanti al proprio pubblico, lui che aveva segnato un altro 4-0, penso a quello con cui si è conclusa la gara contro l'Unitas Sciacca. Don Carlo Misilmeri, come detto, sul velluto, minuto 38, ancora Pellegrino in costante proiezione offensiva, cerca di mettere in mezzo il pallone, c'è una deviazione che porta il pallone sui piedi di Matera, Tapin da pochi passi che si perde sopra la traversa. Minuto 43, ancora il giropalla da parte della compagine affidata in questo match a Gaetano Tomasino, con Sino che avvia l'azione, poi il corridoio centrale per Vincenzo Manfred che trova al 42esimo e 30 secondi il gol del 5-0. Si sblocca anche il numero 7 biancorosso che trova un'altra gioia davanti al suo nuovo pubblico. Veniamo con le immagini al secondo tempo, con i cambi effettuati da Tomasino, gli ingressi di Lucera e Caracappa. Qui però ancora Concialdi che apparecchia per Vincenzo Manfred. 4,5 nel secondo tempo, 5-0 che si arrotonda, diventa 6-0 con la doppietta del centravanti della Don Carlo Misilmeri, che ancora insiste alla ricerca di nuovi gol. Qui Sino per Lucera che scavalca Motta, c'è il salvataggio sulla linea, la palla però ancora buona per Lucera che serve nuovamente Sino e la rete del 7-0 è la prima rete in eccellenza per Federico Sino, buttato nella mischia da titolare oggi in mezzo al campo. Fiducia ripagata col gol e non solo dal biondo centrocampista ex Resuttana, mentre pochi minuti dopo si invola Lucera che cerca di farsi spazio a spallate, poi calcia col destro, gran parata di Motta che mette la palla in calcio d'angolo, corner che ne segue, che vede la giocata sullo stretto per Concialdi, il cross deviato da Manfred in posizione sospetta, il direttore di gara convalida, gol dell'8-0, tripletta per Manfred, la prima in maglia Don Carlo Misilmeri, e punteggio che si amplia ulteriormente per una Parmonval praticamente mai in partita. Qui minuto 67, la fiondata di Alessio Lonigro, la ricerca di Lucera che fa la spallata con i suoi avversari, poi cerca questo tiro col sinistro, non perfetto questa volta Motta
e a metà del secondo tempo porta a quota 9 le sue marcature la Don Carlo Misilmeri in una gara letteralmente senza storia che cerca di scuotere un po' la Parmaval con questo calcio di punizione che viene affidato al tiro di Russo ed è bravissimo Chinnici, classe 2005, gettato nella mischia da Tomasino a gara in corso al posto di Marino. Sul calcio d'angolo che ne segue però la palla viene messa in mezzo e c'è il colpo di testa vincente da parte di Marino per il gol del 9-1, la rete di Vincenzo Marino, classe 2002, uno dei pochissimi under non in campo per Mutolo, con la Don Carlo che poi, dopo aver subito la rete, torna ad attaccare. C'è una palla in avanti con Concialdi che serve Raimondo Lucera, tapin facile facile per lui, doppia cifra per la Don Carlo Misilmeri, 10-1 a 6 dalla fine, ma la partita non è ancora finita dal punto di vista delle statistiche, perché a un minuto alla fine ancora Concialdi che semina il panico al limite dell'area, poi Sino sventaglia per Lucera, il quale controlla, si libera di un paio di avversari, calcia con il destro, trova l'11-1, triplette per Raimondo Lucera, una partita che di fatto si conclude qui con il risultato che vedete, il risultato di 11-1, poi c'è un'ultima sventagliata con l'uscita alta da parte di Chinnici e poi il triplice fischio del direttore di gara a sancire il ritorno alla vittoria della Don Carlo Misilmeri, che chiude il girone di andata al terzo posto a -4 dalla capolista Acragas. Qui le immagini che indugiano su Chinnici, che sicuramente si gode un giorno da ricordare. Da Sportici è tutto, alla prossima.